Non solo entroterra, ma anche uno sguardo verso il mare quest'anno all'Expo Fontana Buona. Il discorso è sempre che si intende sempre valorizzare le produzioni locali, perché la qualità nel nostro territorio è alta, va sempre fatta conoscere. Siamo in un periodo di ferie, perciò con la presenza turistica, e tutto questo deve essere veramente portato al centro d'attenzione di tutti i nostri oltre concittadini, ma anche turisti che vengono sulla nostra regione. È importante l'agroalimentare, è importante comunque incrociarlo con tutto quello che è tessuto artigianale, agricolo del territorio. Che stagione sta vivendo la pesca e l'iticoltura in generale? È in una fase, che in questo caso, dove si sta portando sempre dei cambiamenti. Infatti stiamo portando avanti delle politiche legate alla valorizzazione e alla promozione, perché è su questo che bisogna puntare avanti. Io dico sempre che i costi non si abbattono mai, noi dobbiamo puntare su un aumento dei ricavi. Questo è legato alla conoscenza del prodotto e alla qualità sicuramente. Anche i prodotti dal mare rientrano nelle attività, per così dire, artigianali del territorio. Certo, perché il mare fa parte del comparto dell'agricoltura, che poi nasce in mare, viene poi trasformato sicuramente a terra, quindi una filiera che nasce dall'agricoltura e va a finire poi sull'artigianato o sul commercio diretto del prodotto. Però giustamente fa piacere far vedere che non c'è soltanto la terra, ma anche il mare che compone la nostra bella Liguria, il nostro bel territorio, una orografia difficile del nostro territorio, ma di altissimo livello e qualitativo. Solo unendo tutte le forze si riesce a dare un impulso alle attività al nostro entroterra, ma a tutto il territorio. Ma certamente, la squadra deve essere vincente, la squadra fa la forza, e quindi siamo ben accetti di collaborare con tutti, e sperando di poter buttare delle basi per il prossimo anno. Abbiamo anche già dei feedback molto positivi.